Come ripetiamo più volte, bisogna aspettare che i processi arrivino alla fine prima di giudicare le persone. È giusto dire che ci sono delle persone indagate, specialmente se si tratta di figure note che hanno un peso sulla nostra società, in positivo, in negativo, ma bisogna comunque aspettare la fine. Eccolo qui il caso. In passato era stata data la notizia con rilievo di questa ipotesi di violenza su una paziente di una casa di riposo. Si è arrivati alla fine delle indagini, del processo. Bene, la sentenza finale dice esattamente che non è successo questo. Non violentò la paziente. L'operatore, un OS, è stato assolto. E visto che si erano dati anche i nomi, qui i nomi si danno di nuovo. Davide Barresi, 52enne, operatore sociosanitario, non ha commesso questa violenza e quindi è stata ribaltata ribaltate le ipotesi iniziali. No? Il 52enne, difeso dall'avvocato Valentina Mazzucco, ha ribaltato la condanna a 5 anni rimediata in primo grado, cioè alla fine del primo grado dei processi. Secondo la pubblica accusa avrebbe approfittato di un'anziana ospite della casa di riposo di Agordo. Leggiamo qualcosa di questo articolo di Davide Piol. Assolto, e questa deve essere la parola che ci rimane in testa, assolto Davide Barresi perché il fatto non sussiste. Si tratta del 52enne operatore sociosanitario originario di Catania che secondo la pubblica accusa aveva violentato sessualmente un'anziana della casa di riposo di Agordo dove lui lavorava all'epoca dei fatti. Un vero colpo di scena che ribalta la condanna in primo grado inflitta dal Tribunale di Belluno, pari a 5 anni di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici, 5.000 euro di risarcimento alla parte offesa, tutto annullato. Barresi, secondo la Corte d'Appello di Venezia, è innocente e il giudice si è preso 90 giorni per esprimere le motivazioni. Difficile quindi spiegare cosa abbia influito per arrivare a una sentenza opposta rispetto alla precedente. Barresi era difeso dall'avvocato Valentina Mazzucco, non si è mai lasciato interrogare, non ha mai negato gli addebiti, non si è mai fatto vedere, eppure è stato assolto. La difesa in dibattimento aveva sostenuto che non era possibile delineare specifiche condotte delittuose in capo all'uomo e nemmeno stabilire con certezza se la presunta violenza sessuale fosse tentata, consumata o inesistente. D'altra parte c'erano numerose versioni, spesso diverse, ma sempre peggiorative riguardo a ciò che sembrava essere accaduto in casa di riposo. Le forniva l'anziana, assistita dall'avvocato Valentina Gatti, che forse non è stata ritenuta credibile. Nell'istruttoria dibattimentale erano stati ascoltati 10 testi, 10 testimoni, i carabinieri che avevano svolto le indagini, alcuni operatori della RSA di Agordo, l'educatrice psicologa dell'anziana, il direttore della struttura, il consulente del pubblico ministero, il curatore Stefano Bettiol, mentre l'anziana era già stata ascoltata in sede di incidente probatorio dal giudice delle indagini preliminari Enrica Marson. Ecco, ci sono poi i dettagli di quello che era stato evidenziato durante il primo grado del processo. Dice alla fine l'articolo di Davide Piol, lascio a voi la lettura del resto. Il processo si era tenuto a porte chiuse a causa delle normative del Covid, no? E il PM, il pubblico ministero, nella sua requisitoria aveva chiesto il minimo della pena previsto per il reato di violenza sessuale, cioè 6 anni di reclusione, il massimo è 12 anni. Il Tribunale di Belluno, ritenendolo colpevole, l'ha condannato a 5 anni, ma da qualche giorno l'impianto accusatorio è crollato e, come dicevamo, la Corte d'Appello di Venezia ha assolto l'uomo da tutto ciò che gli veniva contestato perché il fatto non sussiste. Allora, è sempre, può essere anche difficile accettare il ribaltamento di una sentenza, perché noi sappiamo benissimo che anche il giudice non è esente da errore in questo caso. Il giudice che ha sbagliato sarebbe stato il primo giudice, cioè quello che ha giudicato in Tribunale Belluno, poi è stato fatto ricorso in appello, il secondo giudice, quello dell'appello, ha detto che, che gli addebiti non erano veri. Quindi noi dobbiamo stare su questo, il nostro sistema della giustizia è questo e noi anche
anche noi giornalisti dobbiamo rispettare questa ricostruzione che non tocca a noi, che è toccata agli inquirenti, e arrivare a questa sentenza. Poi sapete, se ne parlava anche l'altro giorno a Villa Buzzati, qui a Belluno, c'era l'ex magistrato Nordio che ci teneva un corso a noi giornalisti e agli avvocati. Lui ha auspicato che anche nel caso di processi che si concludono, poi la stampa, ma anche la società civile, abbia sempre voglia di indagare, sempre voglia di cercare, perché si può sempre anche si possono anche riaprire i processi, quindi la prima indicazione è non dare per condannata una persona finché non sono finiti i gradi di giudizio, ok? Perché si può avere la sorpresa come questa volta che una persona già condannata risulta invece innocente. Seconda indicazione è se si ha qualche motivo per immaginare una verità diversa, continuare a lavorarci. Lago di Alleghe è il titolo in prima pagina del Gazzettino di Belluno, è l'apertura del giornale di oggi, e noi, dopo questa parentesi dedicata a questa assoluzione in relazione a questo fatto della casa di riposo, cominciamo con questa notizia sul Lago di Alleghe, la rassegna stampa di Radio Piave in Blu di oggi, che è giovedì 26 maggio, condotta come sempre dai giornalisti dell'Amico del Popolo, e oggi, come quasi tutti i giovedì, ci sono io, Luigi Guglielmi, dovrei esserci io anche domani. Lago di Alleghe, dicevamo, le piene non fanno più paura. Allora, sono state realizzate dalla Regione, sono in corso di realizzazione da parte della Regione delle opere veramente grosse sul Lago di Alleghe, per tanti soldi tra l'altro, e con un canale artificiale che è stato creato, nel caso di eccesso di afflusso d'acqua nel Lago di Alleghe dovrebbe essere possibile svuotarlo con maggior facilità, perché la sua capacità di deflusso del lago viene aumentata in questo modo del 30%. Quindi un terzo in più di capacità di scaricamento dell'acqua. Questo dovrebbe impedire nuovi esondamenti del lago, perché è successo già in passato, in più occasioni, che sul lungolago finissero sotto la strada, le strutture, gli alberghi che lì si affacciano. La regione investe quasi 2 milioni in un canale a Masarè, però le opere nel complesso sono molto più impegnative sul complesso del lago. Il lago di Alleghe sempre più sicuro, dice l'articolo di Gabrieli, che salutiamo, pagina 3, ed esteticamente più appetibile per i turisti. Ha una duplice valenza la realizzazione si chiama sfioratore di piena, un nuovo canale costruito a lato della diga di Masarè, in cui verrà fatta passare l'acqua in occasione di eventuali alluvioni, quindi si può abbassare il livello della paratia della diga, però si può anche aprire questo canale e quindi la capacità di deflusso aumenta del 30%. Un sistema più snello e veloce, dice il giornale, per far abbassare i livelli del bacino ed evitare quindi allagamenti nelle strade e soprattutto a ridosso dei luoghi abitati. Il deflusso del lago sarà quindi aumentato di circa il 30% con l'opera da 1,8 milioni di euro. Il cantiere presentato ieri dall'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottacin con l'amministratore di Veneto Acque Gianvittore Vaccari, i sindaci di Alleghe Danilo De Toni e di Rocca Pietro e Andrea De Bernardin e i vari tecnici. Perché Rocca Pietro? Perché ricordiamoci che tutta la sponda ovest del Cordevole tra il lago di Alleghe e Caprile è in territorio di Rocca. Masarè, dove si fanno queste opere, è Rocca. La regione, ha sottolineato Bottacin, continua a investire su opere di messa in sicurezza del territorio, in questo caso relativamente all'intero lago, con oltre, vi dicevo prima che le cifre sono importanti, oltre 11 milioni di euro spesi sul lago di Alleghe. L'intervento sul lago e quello dei serrai, sempre Rocca Pietro, sono i due cantieri più grossi della ricostruzione post-Vaia. A proposito di Vaia, la grandine ha colpito Quero e Alano, non la notte nelle ultime ore, ma nella serata e notte di ieri. E la grandinata è stata impressionante, soprattutto nell'Alto Trevigiano, ma ha lambito anche il Feltrino. La grandine colpisce fra Quero e Alano danni a decine di aziende agricole. La grandinata di martedì sera ha colpito duro nella parte bassa della provincia di Belluno, quella
zona tra Alano e Quero, al confine con il Trevigiano, in quella zona ha provocato danni in una decina di aziende agricole che oggi si ritrovano a contare i danni e a sperare nell'intervento dell'assicurazione. Allora, qui vediamo dopo pagina 4 l'approfondimento, però permettetemi di farvi vedere la prima del Nazionale, del Gazzettino, dove, eccola qui, è il titolo di apertura: Notte da incubo, la grandine devasta Asolo. E poi andiamo a vedere dentro, guardate che roba, la foto centrale del paginone del Gazzettino che mostra le strade di Asolo strapiene di grandine, sono venuti giù 20 centimetri di grandine. Treviso, notte di tempesta tra distruzione e blackout, almeno 50 milioni di danni. Ad Asolo l'epicentro della bufera, tetti scoperchiati, alberi caduti e allagamenti. L'agricoltura è in ginocchio, devastati i frutteti e i campi. Resiste il prosecco. Qua sopra i titoletti: 20 centimetri di grandine, una coltre di 20 centimetri di grandine è caduta nella notte sulle strade di Asolo, si è accumulata sulle strade di Asolo. Ieri mattina erano presenti ancora cumuli di ghiaccio, a terra rami e piante. I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte. C'è la fotografia del centro sportivo, non so se dice bandie o bandie, ricordo di averci portato anche i miei figli per faccende di nuoto. C'è una piscina, non ha retto il tetto alla furia del vento, inagibile anche la palestra di Biaden, di Montebelluna, rovinati i frutteti. Ecco, insomma, una cosa veramente devastante. Una volta non eravamo abituati a queste cose, temo che sia l'ennesimo esempio di cosa può portarci il cambiamento climatico, che dobbiamo cercare in qualche modo di frenare, perché sennò credo che ci troveremo davanti sempre di più a eventi così forti e tremendi. Allora, altri titoli dalla prima del Gazzettino di Belluno, sono tornato sulla prima pagina di Belluno, il titolone grosso sotto questo delle belle notizie sul lago di Alleghe riguarda il Giro d'Italia, perché le previsioni che l'ARPAV giorno per giorno sta costruendo ci dicono che torna l'incubo della neve. L'anno scorso, vi ricordate, la tappa che è passata per Belluno, Agordo, doveva salire i nostri passi, era stata ridotta saltando un sacco di località che attendevano il Giro, che avevano anche investito anche soldi per il Giro, perché col maltempo si era deciso di accorciare la tappa. Dubito che quest'anno ci saranno accorciamenti, viste proprio le polemiche che erano venute fuori l'anno scorso, accompagnate dall'idea che il ciclista del Giro d'Italia deve essere disposto a soffrire, no? Ecco, c'è un po' questa idea. Quindi, secondo me, per quello che posso dire, vedrete che quest'anno non ci saranno accorciamenti, però le previsioni sono tutt'altro che buone. Sono previsti rovesci, temporali, in quota potrebbe esserci addirittura l'incubo della neve. Giro d'Italia, torna l'incubo della neve. Il titolone è questo: sabato si correrà la Belluno Marmolada, tappa decisiva del Giro. E sul Fedaia c'è l'incognita del tempo, come l'anno scorso. Saremo anche a fine maggio, dice il pezzo, che porta ben 4 firme, perché c'è un lungo approfondimento, adesso sfogliamo. Ma in questo periodo dell'anno ritrovare un po' di neve oltre quota 2000 non è strano. E anche sabato le previsioni non lasciano del tutto tranquilli. Occhi puntati sui modelli, quindi non solo in provincia, modelli meteorologici. L'edizione numero 105, che fa concludere una tappa in provincia di Belluno per la 35esima volta su 105, la cima a Coppi nella stessa giornata, sabato, ai 2239 metri del Passo Pordoi, gli ultimi 13 terribili chilometri subito dopo Caprile per arrampicarsi al traguardo ai 2057 metri di Passo Fedaia. Cifre quindi, ma senza dimenticare l'epica. L'ambiente è lo stesso, quelle Dolomiti di cui Buzzati invitava ad ascoltare i silenzi per capirne la misteriosa vita. Buzzati, dalla cui villa a Belluno, ricordiamoci, scatta il cronometro sabato. La partenza davanti a Villa Buzzati. La neve non dovrebbe, è in Piazza dei Martiri, ma scatta il cronometro da Villa Buzzati. La neve non dovrebbe scendere sotto quota 2005, ma già domenica il limite si abbassa sotto i 2000 e le previsioni invitano alla prudenza. La Castelli, la maglia rosa, nel senso proprio il capo di vestiario,
ora nasce a Fonzaso ed è un onore, è ideata, sviluppata e prodotta in provincia di Belluno a Fonzaso, la maglia rosa del Giro d'Italia. Nasce qui il sogno di ogni ciclista, così come qui nascono quelle dei leader delle varie classifiche. Ci pensa a realizzarle la manifattura Valcismon, proprietaria del marchio Castelli, lo scorpione bianco in campo rosso famoso in tutto il mondo. È un grande onore da italiano poter produrre il simbolo del ciclismo nel mondo, spiega Alessio Cremonese. Sono belle queste cose, no? Veneto Strade, la polemica con Cibiana. Veneto Strade replica: non è vero che il sindaco non sapeva e come che avremmo dovuto chiudere la strada nei prossimi giorni per smontare il Ponte Bailey dopo aver inaugurato un nuovo ponte. L'amministratore delegato replica così a Gosetti ed è un botta risposta di polemica tra il sindaco, appunto il capo di Veneto Strade. Belluno, anche qui il titolo appunto di ciò che vi abbiamo letto prima: violenza nella casa di riposo, assolto. Il furbetto dell'ANAS, titolo in basso: ero autorizzato dai capi. Nell'udienza di ieri mattina il caposquadro di ANAS, accusato di aver utilizzato il furgone dell'azienda per compiere tragitti al di fuori del suo tratto di competenza e di aver falsificato il libretto di bordo creando un danno ad ANAS di oltre 11.000 euro, ha sparato a zero contro i suoi superiori. Vogliono salvarsi il di dietro. Pensate forse che vengano in tribunale a dire che ero stato autorizzato? L'esame dell'imputato, come rimarcato più volte anche dai giudici, non l'ha aiutato a chiarire la sua posizione, se l'ha fatto. Questo è avvenuto in peggio: tante accuse a chi stava gerarchicamente più in alto di lui e tanti non ricordo, quindi l'impressione è che non finisca bene. Cortina, barriere architettoniche, ancora difficile l'accoglienza dei disabili. Questi titoli in prima, ma vi avevo detto che vi avrei fatto vedere un attimo dentro. Allora lasciamo stare le amministrative di Belluno. Alleghe, le piene non faranno paura con il maxi canale, è il titolone di pagina 3. Si vede una foto anche molto significativa, perché ci dà l'idea di che cos'è questo maxi canale. Vedete, è un taglio lungo 50 metri, dicevamo, mi pare 55 metri, e sul fondo di questo taglio stanno lavorando delle persone. Amici della radio, io come sempre vi invito poi ad andare a vedere questa rassegna sui nostri social, su Facebook, YouTube, e anche a commentarla. Io ve la racconto qui in radio, la fotografia poi la potete anche vedere, oltre che comprando ovviamente il Gazzettino, in questo caso è il Corriere delle Alpi. Questa fotografia dà l'idea di quanto profondo è il buco, questa galleria, che è fonda anche, mi pare, minimo 8 metri, cioè tantissimo insomma, e questa sarà riempita d'acqua quando ci saranno le piene per svuotare il lago di corsa, diciamo così. Ecco. Andando avanti, su Feltre, turismo, obiettivo pre-Covid, ma mancano i posti letto. Dicevamo di questo problema già da parecchio tempo. Passaggio ACC Seste, i tempi si allungano e qualcuno si defila. Lavori sul ponte, il sindaco sapeva, il botta risposta che riguarda Cibiana, come abbiamo detto, e poi lo speciale giro, l'incognita neve sul tappone. Questo è l'annuncio. C'è anche una simpatica foto del presidente della provincia, Roberto Padrin, che solleva una bicicletta. Sembra quasi un omaggio a chi dice che il calcio assorbe tutte le nostre attenzioni, e Roberto Padrin è un calciatore, è stato un professionista importante per per i nostri campi, no? L'arrivo numero 35, c'è il disegno, l'altimetria, le ore di passaggio, tutto sulla tappa, con la partenza alle ore 12:15, proprio quando il tempo dovrebbe cominciare a peggiorare da quello che si sente, e l'arrivo praticamente alle 17 in Marmolada, se il tempo dovesse tenere. Con i rallentamenti del maltempo che è previsto, potrebbero arrivare su i ciclisti alle 17:32, dice il Gazzettino, sempre con la partenza alle 12:15 ovviamente. Ci sono altre fotografie, poi si passa alla pagina dello sport, girandola di mister e direttori sportivi. Pagina 15 in agenda, l'addio a Fabris. Enzo Fabris, morto a 97 anni, l'ultimo deportato dopo l'8 settembre. Era un ex carabiniere, aveva 97 anni. Nel 1943 pagò caro il suo no a Salò con la prigionia nel campo nazista di Colonia. Pensate che storia, è l'ultimo che se ne va, l'ultimo testimone diretto di cosa voleva dire essere rinchiusi in un campo di concentramento.
Il Corriere delle Alpi, ve lo mostro, il titolone è sul fatto che i fondi dello Stato per i CAF che fanno l'ISE, che ci preparano l'ISE, stanno per finire. E allora i CAF cominciano a dire: guardate che ci toccherà far pagare alle famiglie il costo, perché costa realizzare un modello, una certificazione, ma lo Stato sembra che abbia finito i soldi. C'è ciclismo in prima pagina, c'è il titolo sulla soluzione in appello, come dicevamo, di quel OS che, dice il titolo, non violentò la disabile. C'è la fotografia della Mondial Poll, la violenza Belluno, 2 video in tribunale, voleva stuprarmi. Abbiamo già parlato di questa vicenda della donna che in piena via Feltre si è vista avvicinare e essere oggetto anche di violenza di fatto, insomma. Ecco, la fotografia centrale però, bella, simpatica, riguarda relativamente la provincia di Belluno, ma è carina. C'è una donna, una bella ragazza in macchina e distesa sul suo petto è appoggiato un bimbo appena nato, partorisce sul taxi di chi? Sul taxi di Sandro, il sospirolese che è emigrato in Brasile. Sta bambina aveva fretta ed è nata in taxi. Per la verità, sull'auto di Sandro De Donasso, spirolese di 63 anni, che da 14 anni vive nel nord-est del Brasile, titolare di una ditta di trasporto passeggeri su chiamata, la Ubizcar, dunque, come si chiama questo posto? Itapipoca, un centinaio di chilometri da Fortaleza. Allora, Cristina Contento ci racconta questa bella storia che un po' è bellunese, insomma, visto che il titolare della ditta di taxi è questo bellunese, insomma, sono quelle cose a lieto fine, insomma, che ci tirano un po' su il morale, no? Finisco con questo titolo: paracadutisti colorano il cielo sopra Belluno per la Dolomiti Cup. Il fine settimana trasporto e show è segnato anche dalla Dolomiti Cup di paracadutismo a Belluno ieri, i primi lanci di prova. Vabbè, vi dico anche taglio basso dell'estate musicale nel Feltrino, che porterà i Nomadi, Gagliazzo e Ruggeri, 3 big al Dolomiti Arena. Allora, con questo io mi fermo qui, vi ringrazio tutti per la vostra attenzione, un buon giovedì 26 maggio da Luigi Guglielmi, un abbraccio, ciao a tutti.